Un inizio complicato davanti tempo e strada per rialzare la testa e risalire la classifica. Camminano di pari passo Folgatore e Casteldaccia dopo 5 giornate del girone A di eccellenza siciliana. Amici di Sportisili, benvenuti a Folgatore, buon pomeriggio da parte di Nicolo Ciluffo. Questo è Folgatore contro Casteldaccia. Ficarra con le mani, attenzione a Cardinale che entra dentro l'aria, finisce giù, non c'è contatto secondo l'arbitro. Va il 10 sul secondo palo, lo stacco di testa da parte di Maggio, che occasione. Porta palla Megna, Cardinale si accentra, riesce a tenere ancora il controllo del pallone, poi il destro da parte di Claudio Velardi. Il pallone raccolto da Velardi che ci prova da lontanissimo. Mistretta nel Casteldaccia. Va Campanella, bellissimo il traversone per un soffio, non arriva Ales Di Maggio, fischia l'arbitro. Va Campanella con il destro sul primo palo, Cascione ci mette un piede, poi sempre Campanella, rimane lì Di Maggio. La prima frazione di gioco, un paio di occasioni per parte, attenzione al tentativo di Campanella direttamente da centrocampo, si becca l'applauso della tribuna qui il numero 4. Bravo qui Cardinale che mette il pallone fuori, sgambettato poi da Todaro, si arrabbia il numero 10, poi Megna se la va a prendere con Todaro. Rosso per Cardinale al 55esimo minuto di partita. Calcio di punizione per il Folgatore. Va sul secondo palo, anzi no, direttamente in porta qui Campanella. Cascione ci mette un guantone. Cascione chiama le marcature. Sul primo palo Di Maggio. Quindi possibilità per il Casteldaccia. Velardi, e solo Velardi. Folgatore 0, Casteldaccia 1. Claudio Velardi. Il gol del vantaggio lo sigla il numero 11. 0-1. Razak ha qualcosa da farsi perdonare, ci prova subito, troppo poco però per far male a Cascione. Stabile Presti Giacomo, ecco tocca il suo primo pallone, serve involontariamente Todaro che calcia male il 10 al 74esimo del Folgatore. Va Megna con il destro sul secondo palo, ci mette un guantone Mistretta. Si riparte ancora da dietro di Discordia, cerca Stabile che di destra se la porta avanti, Stabile, cicca il pallone. Presti Giacomo in chiusura. Va Campanella, la fa girare. Di Maggio con il mancino per Spano, è tutto solo Spano, palo clamoroso, clamoroso il palo colpito da Spano, poi fallo in attacco, mamma mia. Sembra averla presa Cascione per la reazione dei compagni di reparto, ma l'ha avuta l'ultima opportunità il Folgatore. Triplice fischio, Casteldaccia conquista 3 punti fondamentali.